Presidente, quello lapideo è un settore in crisi da alcuni decenni, tuttavia quello veronese è il comparto che si rivela quello che vive meglio. Sì, il distretto di Verona nel panorama nazionale ricopre i primi posti proprio per dinamicità, per valore, per attività, per iniziative. Le nostre 500 imprese, perché di questi numeri stiamo parlando, nel mondo sono presenti in maniera forte, soprattutto per quel che riguarda l'innovazione tecnologica, per quel che riguarda la capacità di affrontare mercati nuovi, competitivi, presentando il meglio del Made in Italy e nel nostro caso il meglio del Made in Verona per quel che riguarda la lavorazione e la trasformazione del marmo e della pietra naturale. Ecco, l'importanza anche di avere un distretto qui veronese. L'importanza di avere il distretto è fondamentale soprattutto per quel che riguarda il sistema delle PMI. Oggi bisogna presentarsi nel mercato, nel panorama internazionale in forma organizzata, in forma aggregata. Il distretto è uno strumento fondamentale soprattutto perché presenta le eccellenze della filiera. Verona è riuscita nel corso degli anni a costruire una filiera vera e propria sia per quel che riguarda la formazione professionale, quindi una scuola, sia per quel che riguarda il sistema di lavorazione, quindi le varie aziende che si sono specializzate nei vari campi, sia per quel che riguarda le aziende a sostegno e di accompagnamento delle imprese stesse. Ma giusto ricordare soprattutto per quel che riguarda l'internazionalizzazione, Marmomac e Verona Fiere ne sono una testimonianza. Ecco, noi ci troviamo appunto oggi a Marmomac, una fiera cominciata mercoledì, avete già dei buoni riscontri? Marmomac è una vetrina internazionale importantissima, tutti gli anni a Marmomac si presenta il meglio delle nostre imprese, dei prodotti che le nostre imprese sanno mettere sul mercato. Questi primi 2 giorni sono stati giorni molto intensi, interessanti, pieni di contatti e noi auspichiamo che dopo questi contatti si trasformino in contratti. Come gruppo giovani del Consorzio Marmisti Valpantina cercate di avvicinare i giovani e le imprese al Verona Stone District. Sì, noi siamo nati come gruppo giovani 5 anni fa, ma quest'anno, anzi da quest'anno agli anni a venire, la nostra intenzione è quella di entrare come gruppo giovani nel Verona Stone District ed allargare l'adesione ad altre aziende, quindi diciamo essere come un po' un punto di riferimento per giovani imprenditori di tutto il distretto di Verona del Marmo. Per il vostro futuro cosa auspicate? Auspichiamo chiaramente una maggior attività di promozione, allargandola, come dicevo prima, a tutto il territorio veronese, in collaborazione con l'aiuto anche di un'altra realtà che è la Scuola del Marmo, che sta coltivando e sta educando molti giovani per farli entrare nel mondo del lavoro del nostro consorzio. In che modo? La Scuola del Marmo specializza i giovani e li aiuta ad entrare nel mondo del lavoro. Tanto è vero che l'anno scorso 2 ragazzi della Scuola del Marmo sono andati in America e là hanno fatto un'esperienza di lavoro in un'azienda americana e quella stessa azienda poi ci ha chiesto: ma perché? Come avete fatto a organizzare una filiera così interessante e ricca di giovani bravi ed intraprendenti?